Non trovando la signora ed essendo intervenuti, viste le condizioni meteo perfette di sabato, con l'elicottero Falco 2 già pochi minuti dopo la chiamata e non avendo trovato nessuno, è chiaro che ora si fa avanti anche l'ipotesi di uno scherzo telefonico che però veramente speriamo di scongiurare, nel senso che sarebbe un fatto veramente grave. Non ci si può nemmeno pensare all'ipotesi che dietro le 2 chiamate al 112 di quella donna, alle 11 e poco più di sabato scorso, che riferiva con tono concitato di essere scivolata vicino al sentiero, di essere illesa ma di non riuscire a muoversi, possa celarsi uno scherzo. Localizzata in un cono che va dalla valle di San Lucano alla Moiazza, in faccia al Framont, la telefonata eseguita da un tablet senza scheda telefonica non ha permesso alcun contatto di verifica e le generalità declinate ai carabinieri finora non hanno trovato corrispondenze. Soccorso alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco. Almeno una cinquantina di persone si sono alternate nelle ultime 48 ore nell'area indicata dalla donna, cioè sotto la croce del Framont. In campo tecnologie di ultimissima generazione, termocamere montate su droni e sugli elicotteri dell'aeronautica militare, così come altri strumenti per l'individuazione di apparati telefonici. Stanno continuando le ricerche con la perlustrazione dei sentieri alla base della parete e lungo appunto quei sentieri che possono condurre verso la cima del Framont, escludendo che sulla cima si possa trovare questa signora, visto che veramente è stata battuta palmo a palmo. Parallelamente le indagini di polizia stanno cercando di individuare le generalità corrette della donna di 65 anni, visto che quelle dichiarate presentano incongruenze che non aiutano nemmeno a rintracciare qualche familiare. C'è da dire però che a più di 48 ore dalla richiesta di aiuto fino ad ora nessuno ha sporto alcuna denuncia di scomparsa e quindi il mistero resta fitto. Si stanno cercando delle auto in zona che possano essere lì da sabato quantomeno per capire, perché al momento non è neanche stata rinvenuta un'auto, diciamo, nei pressi dei parcheggi dove si parte per le escursioni del Framont.